che non stiamo più tranquilli nessuno, perché siamo anziane, abbiamo bisogno di stare tranquilli e invece qui succede, ogni giorno succede cose. No, mancano controlli, sì, perché prima era un bel quartiere, poi sono venuti questi, le case alte le danno a chi vogliono, a gente non bella, spacciatori, questo che altro, e questo è il risultato. Come ci guardano noi, il reddito, tutto quanto, devono guardare anche a loro. Scusa un attimo, non siamo tutti ricchi, neanche ora poveretti, ma però per quanto sia che vuoi sicurezza. Se tutti quanti sapevano queste cose, perché non hanno denunciato? Anche se hanno denunciato, non fanno niente. Qua siamo di andare a rotoli con tutto, per una roba stata a quella siamo di andare a rotoli con tutto. Voi non vi sentite sicure? No. No, per niente proprio. No. Perché più di qualche volta alla notte si sente di movimenti sulle entrate che si è fatte in una maniera tutte sue. Si sente, ma io non vado a vedere, certo. Si ha paura, non si può muoversi di sera, non si può muovere niente perché ti vedi qui da Drio che te guarda, che è una cosa tremenda, tremenda.